Allora, eccoci qua, ultima parte della nostra trasmissione. Allora, dicevo prima di andare in pubblicità che c'è chi comunque pensa già, si prepara a un possibile ritorno alle urne. Sentiamo che cosa ha detto Giorgia Meloni all'uscita dell'incontro con Mattarella. Ma se davvero non si riuscisse a dare agli italiani un governo che faccia i loro interessi e l'unica scelta fosse quella di tornare alle urne, io credo che noi non potremmo rischiare di restituire un'altra volta il caos agli italiani all'indomani del voto. Quindi questa mattina il gruppo di Fratelli d'Italia alla Camera ha depositato una proposta di modifica della legge elettorale che prevede l'introduzione del premio di maggioranza, un articolo, si approva in 3 ore. E abbiamo contestualmente scritto al Presidente della Camera, Roberto Fico, una lettera per chiedergli di inserire questo provvedimento tra i provvedimenti urgenti dei quali si dovrà occupare la commissione speciale che, come sapete, si sta istituendo alla Camera per vagliare i provvedimenti che intanto sono irrinunciabili. Ecco, beh, insomma, un passaggio di questo suo intervento, però, insomma, è una cosa tempestiva. Cosa dice Fabio? Beh, è uno dei tanti colpi di teatro a cui abbiamo assistito in queste ultime 2 settimane, sta nelle cose e sicuramente porta un po' di brio in questa discussione. Io però farei un piccolo passaggio per ribadire un concetto che ha ben ribadito il collega della Lega, cioè il rispetto per gli elettori, di tutti gli elettori. Lo ribadisco ancora, a maggior ragione di quelli di Forza Italia, che in questi giorni sono oggetto di qualche sberleffo, magari anche di qualche insulto da parte di forze politiche che in realtà su cui Forza Italia non ha posto veti espliciti, perché se noi ascoltiamo quello che il Presidente Berlusconi ha detto, ha semplicemente ma secondo lei un accordo col Movimento 5 Stelle si potrebbe fare? Ma io credo che un accordo con i partiti su temi concreti di cui gli italiani hanno necessità, di cui il Paese ha necessità, sia l'obiettivo di Forza Italia. Se siamo disponibili a passare dalle valutazioni elettorali e dalla campagna elettorale a sederci a un tavolo e cominciare a parlare di imprese, di giustizia, di tasse e di quello che veramente di cui questo Paese ha bisogno urgente di discutere, allora forse passiamo a un livello diverso della discussione e la finiamo con i tatticismi e cominciamo a lavorare sul serio. Credo che dopo il terzo giro di consultazioni questo tipo di ragionamento, se non glielo farà fare il Presidente della Repubblica, ce lo faranno fare gli italiani, ce lo faranno fare le speculazioni finanziarie e ce lo faranno fare quelle forze che oggi stanno aspettando alla finestra il fallimento delle trattative e la difficoltà in cui questo Paese è. Per voi chiaramente accettare Forza Italia in coalizione non è essere soggetti che insultano, non è avere tatticismi, è avere coerenza, avere di fatto un progetto politico che non veda dei condannati al governo, punto. Lo abbiamo detto per anni. Silvio Berlusconi, Corte. Non è in Parlamento? Sì, è presidente di un partito, sì o no, santo cielo? È andato lui da Mattarella, sì o no? Non è stato fotografato lui da Mattarella, sì o no? Un condannato è entrato dentro, sì, al Quirinale, ecco. No, perché non è stato votato, ma è stato votato il partito. Allora le fa comodo dire quando è dentro e quando è fuori. Quindi con il partito voi non volete parlare? Non si capisce. Noi abbiamo molto rispetto dell'elettorato di Forza Italia, che sia chiaro, ci sono dei principi liberali che posso anche molto condividere io, ci mancherebbe altro, assolutamente. Io ho un ottimo rapporto tra l'altro con i colleghi suoi a Padova, però è chiaro che se noi nella nostra genetica di forza politica abbiamo cercato di portare avanti dei pilastri come onestà in politica, trasparenza e chi più non faccio adesso il riassunto di quello che è lo spirito del Movimento 5 Stelle, per noi diventa inconciliabile quella figura lì, ma è come schiantarsi, lo ripeto ancora una volta, a tutta velocità contro un muro. I nostri elettori non capirebbero questo tipo di accordo e neanche i loro elettori nei nostri confronti. Non è solo un problema di convergenza. Poi mi taccio, perché qui ho sentito giustamente dire abbiamo vinto le elezioni, eccetera. La realtà dei fatti è che queste elezioni non sono state vinte da nessuno, altrimenti oggi avremmo un governo fatto
completo e finito. Sì, però, dobbiamo attenzione. partire da questo presupposto, Sì, perché ognuno deve fare un passo indietro. ma chi ha Se fatto la la politica legge? non ha la responsabilità di fare un sulla passo base indietro, di cosa allora- si doveva fare un passo in avanti? Mi dite un tema su se cui... io vado, se il menù che è stato presentato agli italiani era quello della legge elettorale, si vota in questa maniera, adesso non potete dire che il risultato... Di fatto con qualsiasi legge elettorale saremmo nella stessa condizione, cioè che solo un premio di maggioranza che la Corte, la Consulta ha dichiarato inammissibile è l'unico strumento in un sistema tripolare o semi-tripolare che può determinare che uno riesca ad avere una maggioranza che poi diventa parlamentare per governare, perché il punto è lì. Altrimenti qui di fatto c'è qualcuno che ha vinto, indubitabile, è il Movimento 5 Stelle. Che è arrivato uno. Che è arrivato uno, ecco, si potrebbe dire. Poi c'è una coalizione che è codificata come coalizione ma si muove in maniera tripartita, almeno nel primo giro di consultazioni. Adesso nel secondo vogliono dare la parvenza che sono insieme, vogliono dare la parvenza perché è in tutta onestà. La sera prima dell'elezione della seconda carica dello Stato, che abbiamo la fortuna di avere qua a Padova, tra l'altro, l'onorevole Casellati, ve lo ricordate le esternazioni pubbliche di Brunetta all'uscita di Salvini che dice candidiamo la Bernini? Cioè quella era già la morte della coalizione di centrodestra. Quella è un'analisi, io non sto esprimendo giudizi, sto dicendo quello che è lo stato dell'arte. Lo stato dell'arte è l'unica soluzione è che le due forze che si sono espresse in maniera populistica o popolare, perché a questo punto io non disattengo quando dice l'onorevole Mazzaro, io non sono in contraddizione, io dico che serve in questo momento proporre un prodotto politico, che non è un senso negativo, io dico che non l'abbiamo saputo proporre. Sturzo interpretava la politica in modo nuovo. Il Partito Democratico guarda all'elite, parla agli addetti ai lavori, non riusciamo a parlare al popolo, quindi è colpa nostra, sia chiaro questo, non vorrei essere frainteso, ma lo stato dell'arte presuppone che o facciamo la stampella, il Partito Democratico fa la stampella di qualcosa verso la quale è sempre stato considerato alternativo, allora no, questo no. Per rispetto nei confronti dei cittadini e per rispetto nei confronti dei miei elettori, che devo rispettarli appieno perché sono i pochi che abbiamo, ne abbiamo spesso in una marea. Però, ma l'anima non si può fare di necessità virtù. Necessità virtù solo per una chiamata alta di un Presidente della Repubblica che dice sbandio, rotti i giochi di tutto. Ci stiamo nascondendo tutti dietro rispetto per gli elettori, però forse ritornando all'inizio della nostra trasmissione dovremmo riscoprire una parola che nella politica italiana si è sempre molto usata, che è quella del compromesso. Il compromesso non è un concetto negativo, soprattutto se è a favore e in funzione del bene dei cittadini e del Paese. Quindi ai fini di un compromesso però non possiamo continuare a nasconderci dietro le analisi sul voto, perché di analisi sul voto si muore. O cominciamo a creare le basi per un compromesso oppure continueremo così per i prossimi anni. Ecco, è bisato sono d'accordo, ma è un cambio paradigmatico anche linguistico, non di poco conto, perché vuol dire rimettere in campo tutta una serie di proposizioni verso le quali ci si è scagliati tutti per dire che si cambiava la politica. No, attenzione che è sempre là il punto, mi scuso ma... No, ma all'interno del Partito Democratico però ci sono delle anime varie diverse. anime, obiettivamente. No? Ci sarebbe chi sarebbe disponibile... Probabilmente c'è tutta una parte di proposta sociale del Movimento 5 Stelle che non è in totale contraddizione con quanto fatto dal Partito Democratico. Ad esempio, il reddito di cittadinanza per, quasi apoteosi di una proposta è il REI all'ennesima potenza, è il reddito di inclusione all'ennesima potenza. Ma ci sono molte altre cose che invece c'è il rapporto con l'Europa e soprattutto come si sta in società. Attenzione, senza voler negativizzare. Ma Di Maio dice troviamo assieme stiliamo assieme un contratto. Ho capito, no? Ma il contratto dicendo, perché adesso sta raffinando il ragionamento, ma in prima istanza è
con il Partito Democratico, ma scelgo io chi è l'interlocutore del Partito Democratico. Allora anche qui ne passa, altrimenti non è mica un compromesso così. Sentiamo la Lega. Sì, della Lega che dice. Io penso che nei prossimi giorni, proprio perché ci sono due partiti che hanno avuto un grandissimo successo a queste elezioni, questi partiti sanno benissimo che il loro programma è di cambiamento radicale e per farlo devono sedersi nella stanza dei bottoni. Io non voglio mettere al nostro movimento, alla Lega di Matteo Salvini, un patentino, però voglio mettermi una stelletta al petto da persona che ha votato il Presidente Fico alla Camera. Qualcuno sottointendeva che si potesse fare la Presidenza della Camera e del Senato senza i 5 Stelle. Noi li volevamo nell'agone politico, volevamo che diventassero parte di questo sistema, perché per cambiarlo devono esserci. Oggi quei due movimenti, per fare quei cambiamenti così radicali che propongono e che proponiamo, hanno la necessità di sedersi nella stanza dei bottoni e di cominciare a modificare, perché gli elettori che ci hanno dato fiducia non ce l'hanno data sul lungo periodo, ce l'hanno data sulla concreta possibilità di iniziare subito a cambiare le cose, e l'Europa, il mondo, bussa già alla nostra porta. Qualche giorno fa sono state rinnovate le sanzioni contro la Russia, che ci costano, nelle stime più basse, 4 miliardi di mancate esportazioni e una perdita di know-how che se ne va. Solo in Veneto, 10 sul territorio nazionale, e il know-how che se ne va finisce in Russia e da noi non porta ricchezza e non torna più. E un governo diverso, forse quelle sanzioni avrebbe potuto o alleggerirle o, come noi auspichiamo, cancellarle. E i 5 Stelle e la Lega e in gran parte del centrodestra, se non nella sua totalità, sono d'accordo su questo. Quindi vediamo già che non sono i cittadini a tirarci per la giacchetta, ma sono le scadenze imprescindibili nel nostro Paese a chiamarci al senso di responsabilità, non per fare un governo per fare un governo, ma per andare a mettere nel prossimo governo il programma che abbiamo proposto agli italiani. Quello che diceva Martina, Posso sì, arrivo subito. Martina lo diceva, infatti, uscito dalla consultazione con Mattarella, ha detto la maggioranza c'è già, l'abbiamo visto per quello che è avvenuto alla Camera e al Senato. Castagna. Ogni giorno, ormai siamo in maniera anche esponenziale, in una fase molto grave, muore un lavoratore per incidente sul lavoro. Sul lavoro, certo. Questo è frutto del caso oppure è frutto appunto di scelte che la politica dovrebbe in qualche misura interrogarsi? Perché muoiono i lavoratori con una certa frequenza? C'è una totale, ovviamente, assenza di controllo, di sicurezza. Certo, la sicurezza. Ora, se io penso alla priorità del Paese, ora non è la morte del lavoratore, che pure è un fatto gravissimo, le morti dei lavoratori pure sono. La priorità che ha il Paese è il lavoro. La priorità che ha questo Paese si chiama lavoro, nelle varie forme. Io finora ho sentito nella campagna elettorale tante proposte e prefiguro che chi deve governare questo Paese abbia un'idea della società di questo Paese che in qualche misura è molto simile, molto. Per quello rimane il dubbio, e continuo a ripetermelo, che siamo di fronte ancora una volta a un teatrino in cui ci si dimentica ciò che si è detto e si tenta con senso di responsabilità di dare governo al Paese, come dare un governo al Paese fosse l'elemento fondamentale. So benissimo che è un elemento importante dare il governo a un Paese, anche se alcuni Paesi, abbiamo visto in Europa, sono rimasti senza governo per qualche mese e non è successo assolutamente niente. La Germania, capisco, quello che trovo disdicevole, è che si fa finta che quest'idea della società, del mondo che si vuole cambiare radicalmente, tutto d'un tratto diventi una cosa unica, perché il senso di responsabilità ci impone. La domanda che ho fatto prima è: tra una proposta che riguarda il reddito di cittadinanza e abbassare le tasse, qual è il nesso? Qual è il nesso? Perché lì capisco che c'è un modello di società, se abbasso per tutti le tasse, dal mio punto di vista è far pagare di meno i più ricchi. Capisco che c'è un modello di società se decido che c'è un reddito di cittadinanza o le forme di reddito di inserimento allargato. Capisco che c'è un'idea. Come fanno a stare insieme un'idea di società che ha questa caratteristica? Oppure, siccome le elezioni anticipate, le elezioni prossime fanno paura un po' a tutti, perché adesso lo dico in maniera, qualcuno si è seduto da qualche ora su quei scranni, e quindi pensare di dover ricominciare per
immagino che la cosa sia particolarmente complicata. difficile da pensare. Però che si quello possa, che non riesco a far capire, che non capisco io, forse è un mio difetto, ma credo che non capisco neanche gli italiani, è bene, c'è il senso di responsabilità che spinge tutti i partiti a formare un governo e Mattarella ovviamente spinge in questa direzione. Quali sono i punti, 2, 3 punti che possono comunare, che possono far pensare agli italiani c'è un desiderio di cambiamento radicale, ma questo cambiamento ha questi diritti? La domanda la facciamo come dire, a chi in questo momento è al centro dell'attenzione. Allora, vuol dire, quali potrebbero essere i 2 punti di contatto con il centrodestra, col programma del centrodestra? Guardi, ce n'è più di uno, ce n'è più di uno, come ce n'è più di uno anche qualche punto col PD, questo bisogna ammetterlo. Allora, noi abbiamo più volte anche percorso un ragionamento sul business dell'immigrazione, per esempio, l'abbiamo denunciato, siamo stati anche ferocemente attaccati su questo, sul business di 5 miliardi, quindi cercare di regolamentare e di in un qualche modo rivedere i trattati, in particolar modo quello di Dublino. Quindi c'è un problema dell'immigrazione che per quanto riguarda noi è stato percepito e mal gestito e su questo convergiamo pienamente con la Lega. Abbiamo il nuovo nei confronti della stessa Europa, tra l'altro. Scusa Borile, perdonami. Quindi vuol dire che il respingimento in mare è una posizione che i 5 Stelle condividono? No, noi abbiamo attaccato soprattutto quello che è stata la presenza massiccia di persone qui all'interno del nostro territorio che sono giunte, che sono arrivate, molte di queste sono state volutamente anche prese perché ci sono dei tabulati della Procura di Messina in cui le ONG si mettevano d'accordo con determinati scafisti ad andarle a prendere. Abbiamo denunciato il sistema di approdo, di gestione di questo fenomeno che costa 5 miliardi di euro a tutti quanti, quindi questo è stato il motivo per il quale noi abbiamo iniziato a sollevare la questione. Ne dico un altro, ma ce ne potrebbero essere altri, potrebbe essere il ruolo ovviamente che ha l'Italia all'interno dell'Europa, che va assolutamente rinegoziato. Noi non siamo per uscire dall'Europa, attenzione, che sia chiaro, e l'ha detto Di Maio più volte, ma l'Italia deve rinegoziare la sua una posizione leggermente diversa all'inizio. Certo. Mazzaro, si può rinunciare alla flat tax per fare un governo con i 5 Stelle? Io penso sicuramente che non ci rinuncia Forza Italia. non sia una questione di rinunce ma di priorità, e cioè quali sono le emergenze del nostro paese, quali sono le emergenze che vivono i cittadini quotidianamente. Ne è stata citata una, non l'immigrazione, la gestione del comparto immigratorio, che riguarda proprio il governo. Noi abbiamo voluto andare al governo, guardate che onestamente andando da soli come Lega avremmo forse addirittura preso anche qualche parlamentare in più. Al posto di essere 125 alla Camera e 58 al Senato potevamo averne 150 e 70 dall'altra parte. Matteo Salvini l'ha detto per 6 mesi, non in campagna elettorale: io voglio mettermi alla prova del governo. Cosa significa mettersi alla prova del governo? Significa andare a parlare con tutte le forze politiche, anche e soprattutto con chi ha preso così tanto consenso agli italiani, su un tema concreto, immigrazione ad esempio, ridiscussione dei trattati europei qualora vadano a ledere quello che è l'interesse primario nazionale italiano, dalla Bolkestein a tutte quelle normative che negli anni abbiamo visto applicate sul modello piramidale in cui l'Europa sceglieva e l'Italia obbediva. Le sanzioni della Russia sono un tema di economia stretta, di economia spiccia, perché le aziende che chiudono sono aziende reali, non stiamo parlando di macro ufanta politica. E poi un altro tema che secondo me è al centro è il discorso pensionistico, la discussione della legge Fornero, perché per quanto essa possa essere stata fatta per rimanere in certi parametri, è fuori dubbio che ha creato una figura umana drammatica, è quella dell'esodato, e credo che su questo con i 5 Stelle, ma non solo, con tanti parlamentari che di fronte al dramma, perché mi permetto di ricordare che noi oggi siamo seduti in Parlamento e stiamo ricevendo ogni giorno le mail dei cittadini, lavoratori esodati che ci chiedono di intervenire non come forza politica, ci chiedono di intervenire semplicemente come persone che hanno una potenzialità lì a prescindere dai movimenti. E quindi se la Fornero, anche da chi l'ha fatta, è riconosciuta come qualcosa di modificabile, più o meno in parte, ci sediamo, siamo lì apposta per sederci a trattare, però i temi ci sono, quindi non è una questione io rinuncio alla flat tax, tu rinunci al reddito di cittadinanza, non è il mercato delle vacche, perdonate la volgarità.
però sono stati i vostri cavalli di battaglia durante la campagna elettorale, l'elettorato poi come ma in una situazione di emergenza reagire? io mi siedo al tavolo con chiunque voglia affrontare l'emergenza sul quotidiano, però con una programmazione di lungo periodo, perché pensare di affrontare un tema per volta andando ogni giorno in Parlamento a richiedere la maggioranza, magari promettendo sottosegretariati ad hoc, quello no, a quel punto torniamo a votare e vediamo cosa ne pensano gli italiani. Fabio Maggio, per lei la linea è come questa di Vassaro oppure in un ipotetico? Ribadisco. Qui allora, flat tax non rinunciate. Voglio dire, la riforma fiscale è stato il punto programmatico su cui il centrodestra ha puntato ed è un'emergenza per i cittadini italiani, per le imprese che devono ritornare a creare lavoro. Oggi la tassazione in Italia è la priorità numero 1 che riattiverà e deve riattivare quel circuito di crescita economica di cui abbiamo bisogno. Credo questo sia un punto non negoziabile per il centrodestra. Dopodiché è evidente che per trovare un compromesso non si possono porre preclusioni, ma ribadisco, si può arrivare fino a un certo punto. Certo. Castagna, volevo tornare da lei perché Grasso ha detto sicuramente no con il centrodestra, ma col Movimento 5 Stelle mi siedo volentieri a discutere su un contratto. Sulla base programmatica è possibile, certo col centrodestra credo ci sia. Ma ci sono dei punti di contatto? Una visione della società totalmente ci sono dei opposta. punti di... Presumo di sì, molti punti, non soltanto quelli di natura economica, molti altri punti anche sulla, diciamo così, sull'idea di società che si vuole costruire. E credo che le mediazioni se fossero possibili sarebbero anche abbastanza credibili. Io mi auguro che nessuno da questo punto di vista, mi rivolgo in particolare al Partito Democratico, rinunci a un'idea di governo dei processi di questo Paese, perché lasciarli al centrodestra, francamente, avendo già visto insomma, le operazioni e ribadendo anche quali sono le medicine, sarebbe un'operazione che io eviterei se fossi in grado di poterla evitare, e quindi troverei con chi ha più affinità anche da un punto di vista ideale, non lo nascondo, la possibilità di governare questo Paese. Esatto, vede che ci sarebbe anche Liberi Uguali disponibile a un governo col Movimento 5 Stelle, al quale potrebbe aggiungersi il Partito Democratico. In questo momento la vedo difficile. Se uscisse una proposta altra, un terzo quindi, nome? Un nome? No, ma non solo un terzo nome, cioè il terzo nome lo vedo come ipotesi se, come dire, le nostre due, l'appendice di questo studio c'è l'accordo Lega 5 Stelle, lì può essere solo su un terzo nome, presuppongo. Invece il mio è uno schema che guarda a quel tempo di quel mese che già Mattarella indicava per formare un governo, cioè mica a caso diceva che serviva un mese. Cioè, ci siamo già giocati 15 giorni, ne passerà ampiamente forse altri 15. A quel punto il senso di responsabilità da tutti richiamato deve ritornare ad essere un termine che ha una concretezza, cioè deve cambiare anche, gli slogan devono cambiare se si vuole arrivare a rimettere in gioco anche chi prima si è vilipeso. Cioè, la forma in politica diventa sostanza. Allora, se cambia lo schema, perché noi non dovremmo essere parte di un governo per il Paese? Allora è cambiato lo schema, è una cosa diversa. Cioè, io capisco che questo sia difficile da spiegare ai cittadini, ma è fondamentale, perché altrimenti nella proposizione politica si era già costruito che un eventuale accordo del Partito Democratico con l'ipotesi Forza Italia, pezzi di centrodestra, era l'inciuccio. Allora l'inciuccio adesso si chiamerebbe, se fosse Lega 5 Stelle, è contratto di governo quello? Allora capite che i termini hanno un peso, e se hanno un peso deve cambiare lo schema. Se cambia lo schema ed è un Presidente della Repubblica che dice: signori, come dice l'editore prima, guardate che la situazione è questa, ce l'abbiamo di fronte, non c'è nessuno che può governare da solo, ma allora mettetevi a disposizione e ognuno mette un pezzo della propria responsabilità. Io non credo che oggi nessuno dei partiti che sono andati a Mattarella
avrebbe il coraggio di andare di fronte agli italiani e dire abbiamo fallito, non siamo in grado di fare un governo, perché significherebbe presentarsi con un pessimo biglietto da visita alle prossime elezioni. Questo è un dato realistico e di fatto. Guarda, preso atto di questo, non capisco perché come dire, l'unico peso ce lo dobbiamo portare noi. Se vale questa proposizione che condivido, allora a maggior ragione. Ermanno, allora dobbiamo aspettare il prossimo giro di consultazioni e soprattutto non dipende attendere da noi, questi noi giorni. possiamo solo commentare. Al massimo possiamo legnarci o insorgere se avremo il coraggio. Ci sono questi giorni che Mattarella ha detto appunto di riflessione, no? Ma io credo che sia poco da riflettere, scusate, perché la situazione ormai tutti, politici più di me, più di altri, insomma, l'hanno vissuta, la vivono, sanno cosa sta succedendo. La crisi non è passata, ma soprattutto una cosa, e giustamente sentivo che bisogna andare in Europa a ritrattare la posizione dell'Italia. Abbiamo decine di migliaia di aziende all'estero, non so se mi spiego. Solo in Romania ce n'è una valanga. Allora, o noi riusciamo a avere un rapporto con le aziende che sia umanamente accettabile, oppure queste vanno all'estero. Peraltro all'estero non stanno bene, ve lo garantisco, perché è vero che pagano meno tasse, è vero che fanno altri trucchi, però stavano meglio in Italia. Stiamo vendendo le aziende, stiamo esportando le aziende. Allora io posso fare tutte le promesse di sto mondo, dagli 80 euro in su, ma voglio sapere da dove traggo il denaro. Quella non è stata una promessa, perché sono arrivati. No, sì, ma posso promettere 80 euro in su, no, quindi parlo di promesse. Gli 80 euro sono arrivati, è vero. Mi scuso, ma... ma poi in campagna elettorale erano stati promessi altri 80 euro, vabbè, cioè si voleva allargare il parterre. È stata una corsa alle promesse. Diciamo che quello che ha promesso meno è stato il Partito Democratico, onestamente, perché ha detto se non ci sono è inutile che gli promettiamo. No, non ho tanto sbagliato. Il problema è, se non ci sono le risorse si fanno attraverso le aziende che lavorano in Italia. Io credo che questo problema vada affrontato con estrema rapidità. Seconda cosa, andare in Europa a dire, signori, non è che se io prendo l'azienda dall'Italia, la porto in Romania o la porto in Polonia, pago meno tasse. Perché sennò è un caos questo. Non esiste. Non solo, ma queste aziende hanno avuto anche i contributi europei per esportare le proprie attività. Cioè l'Europa ha pagato perché vadano all'estero. Perché non si domanda perché vanno in Polonia e in Romania e non vanno a piantare la propria capacità di impresa in Germania? Come? Perché non vanno in Svezia a piantare? Perché non delocalizzano in Svezia? Perché non delocalizzano in Germania? Perché delocalizzano in Polonia e Romania? È chiaro perché? Me lo dica lei? Perché il costo del lavoro è più basso, la tassazione è più bassa nel nostro paese. E allora si proibisce che, però, scusi, se l'accordo europeo è questo e la Germania ci starebbe, tu porti fuori l'azienda all'estero, paghi le tasse in Italia. Sì, è una proposta che Liberi e Uguali ha fatto. Vabbè. Questa è la proposta che Liberi e Uguali ha fatto. Tu esporti, siamo gli dai i soldi con allora, quei contributi che hai ricevuto nell'arco dei decenni, ha contribuito la tua impresa, me li ridai e poi puoi esportare, perché non è che si possa il mercato non si può incatenare. Solo la Germania, la Merkel ha detto portate le aziende all'estero, per i prossimi 5 anni pagate le tasse in Germania. Questo è il discorso, l'ha detto la Merkel, non sto inventando. Però perdonate, partiamo anche dal presupposto che le aziende se ne vanno perché la condizione per fare impresa in Italia qui non c'è. Cioè, ad oggi è evidente a tutti, tra tassazione diretta e indiretta abbiamo il 70% di imposte sull'impresa, sul reddito d'impresa, per cui se questo è il vero problema che dobbiamo affrontare. Per cui... Appunto, ma è urgente, adesso non sto criticando se fare così o colà. Sto dicendo che domani mattina si comincia e si dà un messaggio. È chiaro che questi sono problemi che si sono accumulati in decenni.
Noi andiamo in cerca di chi ha la colpa, perché non serve assolutamente niente. Questo è lo stato di fatto. Questo è successo e questo è. Domani mattina devo dare un segnale agli imprenditori, che sono quelli che muovono il mercato, ma non solo imprenditori che producono, ma anche le multinazionali. Noi siamo riempiti di multinazionali che noi quando andiamo a comprare in un all'Ikea, così non diciamo, no? I soldi non rimangono all'Italia. È la politica industriale, professore, è la politica industriale. Mi scusi, finisco il concetto perché sennò a casa non capiscono un tubo. Non è più l'impresa. Mi scusi, dopo lei lo ripete perché ci siamo sovrapposti. Allora, è vero che hanno dei dipendenti, ma il capitale se ne va all'estero, tant'è che il fondatore dell'Ikea, che è morto l'anno scorso, era l'evasione fiscale per eccellenza, e poi prima di morire ha voluto mettere a tacere questa sua... sanare questa sua situazione. Non possiamo accettarlo, questa è Europa, ma Europa è uguale per tutti. Questa è la prima posizione che si va in Europa e si dice: signori, ci mettiamo attorno a un tavolo e stabiliamo come girano le cose, no perché io sono più furbo e ho possibilità di abbassare le tasse perché ho bisogno di soldi, dei tuoi soldi, mando a remengo un'altra nazione che fa parte dell'Comunità Europea. Questo, ma bisogna farlo domani mattina. Seconda cosa, se non riuscite a mettervi d'accordo in tempo, il tempo è prezioso. Io non lo so, un'azienda di un certo livello, se sta a discutere mesi in consiglio d'amministrazione, colpa mia, colpa tua, crolla. E l'azienda Italia, se continuiamo così, di chi è la colpa, si fa di necessità virtù, si abbassa la testa, ci buttiamo. E credo che una posizione di questo genere, suggerisco, poi non occorre che mi segua, lo facesse il PD, dice: va bene, abbiamo perso, non ci hanno capito, adesso vi dimostriamo noi cosa succede, perché ci tiriamo sulle maniche, tiratevi sulle maniche che la gente vi corre dietro, perché se ha votato così la prossima volta sicuramente voterà diversamente, ma bisogna dare un segnale, così come l'ha dato un segnale la Lega, come ha dato un segnale 5 Stelle. Attenzione, 5 Stelle non mi ascolta, l'avete creato voi 5 Stelle, non l'ho mica creato io. Tutti gli errori messi insieme hanno creato 5 Stelle, e il signor Beppe Grillo si incontrò con Napolitano e ha dato la sua disponibilità al partito, e Napolitano l'ha allontanato perché ha detto che non era sufficientemente interessante. Cioè la fortuna almeno un paio di volte al giorno, bisogna saperla cogliere. Bene. No, è l'idea, professore, se mi permette. Prego, l'idea mi è dica. Da Tremonti in poi è il fallimento che abbiamo in questa fase. Il nostro paese è in difficoltà economica da oltre 10 anni, non perché si pagano tante tasse. C'è un aspetto di burocrazia in questo paese, sì, che in altri paesi non c'è, e questo allontana l'idea di fare impresa. Ma non è un problema delle tasse, di diritto. È un problema che la qualità delle nostre produzioni, quando vanno in Romania, è perché la qualità del lavoro in Romania può competere con la qualità delle produzioni che facciamo in Italia, perché altrimenti non avremo ancora tutto sommato un sistema imprenditoriale un pelettino elevato che non ci ha fatto perdere proprio del tutto la nostra competizione internazionale. Vuol dire che quello che è andato in Romania o in Polonia ci è andato per guadagnare di più, e ci è andato sulla base del fatto che faceva un prodotto così povero che farlo in Italia non conveniva più. Ma se io faccio un prodotto qualificato, mi spiega perché la delocalizzazione, non la fanno paesi come la Germania, la Francia o l'Inghilterra, delle dimensioni con cui le facciamo noi, nelle dimensioni, e non è vero che in Germania si pagano meno tasse, che il costo del lavoro è più basso, non è assolutamente vero. Chiaro? Perché le condizioni dal punto di vista fiscale che vi sono nel nostro paese, tra condoni, tra condizioni appunto di transizione, in molti altri paesi non hanno queste dimensioni, come è stato rilevato qualche settimana fa dallo studio della Bocconi, non dalla CGIL, dallo studio della Bocconi. Quindi vuol dire che la condizione non è questa. Tu hai bisogno di una politica industriale di un paese se vuoi aiutare l'economia, perché lasciare libere le imprese, che è stata una teoria che ha accompagnato
trasversalmente anche la politica, diamo alle imprese ciò che serve e automaticamente il mercato non è andata così. Non è andata così, perché ti serve una linea guida che è determinata dalla politica, e quindi una politica industriale che abbia l'idea di come deve essere il proprio paese. Invece siamo di fronte, e l'ha fatto il governo di centrosinistra, o meglio quello identificato, e lo perpetua dal mio punto di vista l'idea della destra, che basta aiutare le imprese e automaticamente il mercato riparte. Ma di che? Se io non ho i soldi per comprare, sono un cittadino, tu impresa mi puoi fare quello che vuoi, ma se non ho i soldi per comprare il tuo prodotto resta nel magazzino o resta sullo scaffale. È chiaro? C'è un problema totalmente diverso, e finisco, ed è questo il nostro problema che abbiamo con l'Europa. Se io dovessi guardare qual è il nostro problema con l'Europa, è questo, che una linea che prevedeva appunto gli aiuti alle imprese, un certo riguardo agli aspetti economici, non superare il 3%, riduce un paese come il nostro, in cui la manifattura ha caratteristiche aveva caratteristiche molto importanti, a una condizione di questo tipo. Questo è il ragionamento che farei con l'Europa, e perché l'Europa è la stessa che dà i soldi alla Polonia o all'Ungheria o alla Croazia o alla Serbia, che sono a condizioni agevolate, certo, e consente alle nostre imprese, quelle più tra virgolette povere, ma non voglio dequalificare, dico di qualità della produzione, di andare di là per fare più soldi, mica per dimostrare quale capacità di per farne di più. Sì. E se la Croazia non va bene si va più in là in Bulgaria, se la Bulgaria non va bene si va in Cina, e se la Cina non va bene si va in Vietnam, e se la Vietnam non va bene si va in Cambogia, dove costa sempre meno, però la qualità è quella che è. Mi fermo e mi taccio per... Non è detto, ma soprattutto una cosa, abbiamo aperto con la globalizzazione, e questa è stata una politica sbagliata dell'Europa, abbiamo aperto smotatamente a tutti indifferentemente. Bisognava fare una cosa graduale, progressiva, e difendere le aziende italiane, perché sennò chiaramente anche loro si mettono a trovare la manodopera a minor prezzo, perché se lo stesso prodotto viene dalla Cina identico, capacità di ricerca delle imprese italiane rispetto alle altre imprese, o agli aiuti di Stato che gli altri paesi danno alle imprese che fanno ricerca per evolvere il proprio prodotto. Con che soldi un imprenditore può fare ricerca se gliene chiediamo decine di migliaia di euro per pagare le tasse? Se la busta paga di un dipendente va per più della metà in tasse, che soldi volete che abbiano i cittadini italiani in mano? O ripartiamo seriamente a discutere di cuneo fiscale, di tassazione sulle imprese, o continuiamo a discutere di nulla, perché la verità è dato che l'80% del gettito fiscale è dato dal lavoro dipendente e ci sono 130 miliardi di evasione fiscale, continuiamo a colpevolizzare gli imprese e gli imprenditori, perché questo è l'obiettivo giusto. Per chiudere. Una battuta, perché io molte delle cose che sono state dette posso anche condividere. Il mio problema è che nella scena politica di questo paese ci sono sempre state due fazioni: il governo, cioè i partiti politici nel loro insieme, e quello che è una volta una costola e un plus della sinistra, da cui credo il collega che ha parlato poco fa provenga, che sono i sindacati. La triplice nella dismissione dei nostri gioielli di famiglia da Finmeccaniche in giù, la triplice quando c'è stata da fare un'ora di sciopero sulla legge Fornero e non l'hanno fatto, la triplice, o solamente la CGIL in questo caso, che apre uno sportello in Tunisia per agevolare l'ingresso di immigrati in Italia, è diventata il sindacato in questo paese ha fallito. Il sindacato da CGIL, la CGIL non ha fatto un'ora di sciopero contro la legge Fornero. No, sulla legge Fornero quante ore di sciopero? Gli unici a fare lo sciopero. Quante ore di sciopero avete fatto rispetto a una legge che ha distrutto la vita di lei? Non può parlare sempre lei, ha parlato per mezz'ora e adesso mi deve lasciare dibattere, altrimenti deve fare un comizio. Ma non può dire cose inesatte. Le ha dette più adesso, io ho lasciato parlare, quindi se mi fa finire vado avanti. Lei non può dire cose false. La CGIL ha fallito come sindacato, infatti gli iscritti alla CGIL poi votano Lega, poi votano Movimento 5 Stelle, perché l'azione di governo... In Bulgaria o state in questo paese? Io in questo paese... I governi di centrodestra, la CGIL non venivano nemmeno chiamati al tavolo. Ma lei sta scherzando? Col governo, col ministro Maroni, Maroni, la CGIL non veniva nemmeno chiamata al tavolo, e le posso assicurare che invece CISL a quel tavolo, con i governi di sinistra, sempre. La triplice è sempre la stessa cosa, infatti la triplice in questi anni ha delegittimato tutte le altre attività sindacali autonome, andando a firmare i contratti in blocco
per radicalizzare tutte le altre parti sindacali durante quella che è stata la più dannosa, grave, nonostante le lacrime della Fornero, di cui l'EU era il governo, perché l'EU è una costola del PD che si è staccata preelettorale, quindi di due l'una, o non sapevano cosa facevano nei 5 anni precedenti, o non lo hanno capito, si sono resi conto di un errore. Ma se si sono resi conto di un errore, io andrò dal mio sindacato di riferimento, perché non può certo essere il sindacato di riferimento della Lega, benché tanti iscritti alla CGIL oggi ci votino perché rappresentiamo davvero il popolo dei lavoratori. Dobbiamo chiudere. Ma votano per la Lega perché la sinistra ha fallito e si è tirate dietro i vertici della CGIL hanno fallito, noi lavoratori. I vertici della CGIL sono al soldo del Partito Democratico, di cui volevate il soldo anche voi. Anche lasciatevi, Lega, adesso finite, dobbiamo chiudere. Non esiste più la regia ci manda la sigla. Faremo una trasmissione proprio su questo argomento. Sicuramente, dobbiamo fermarci, grazie. Faremo una trasmissione sul sindacato, sull'evoluzione che ha avuto il sindacato negli ultimi anni, sulla presa di consapevolezza che il sindacato è importante, ma va anche gestito in una certa maniera, e la inviteremo a difendere il proprio sindacato. Ci sono altri che riescono a difendere la CGIL molto meglio di noi. Va bene, grazie all'onorevole Alex Bazzaro, grazie ad Andrea Castagna, grazie ad Alessandro Bisato, grazie a Fabio Baggio, grazie a Simone Borile. Noi ci ritroviamo almeno la settimana prossima. Siamo ancora nella situazione che ovviamente ci troveremo a commentare la politica, ma torneremo anche a parlare della questione delle banche sì. venete. È importante perché qui la politica deve trovare la soluzione. Non si può soltanto lasciare questa gente allo sbando, in mano delle associazioni che stanno facendo tutto il possibile, ma perché questo fallimento di queste banche si rivelerà negativo per l'economia veneta nei prossimi mesi, perché incominceranno a pesare sulla tasca degli imprenditori, come hanno pesato sulla tasca dei risparmiatori, che sono stati truffati, e sono stati truffati anche male, diciamo. La politica deve dare un segno, ma non dicendo abbiamo trovato tot milioni per rimborsare, ma perché la politica può dare una nuova impronta per quello che sono le banche, cosa rappresentano le banche per il cittadino. C'è una sfiducia nei confronti degli istituti bancari che è fuori dal comune. Bisogna ridare fiducia ai cittadini, bisogna ridare fiducia alle banche e bisogna creare delle nuove regole più rigide e riportare le cose alla posizione che erano prima. Bene, grazie Armando. Buona serata a tutti, allora buonanotte ai telespettatori che ci hanno seguito, appuntamento venerdì prossimo, ore 21, TV7 Match, buonanotte.